Noi siamo in un momento molto particolare per le questioni giudiziarie, perché ci sono tante tensioni tra magistrati, queste non fanno bene, soprattutto ai magistrati stessi. Dobbiamo affermare il principio che si fa carriera se si è bravi, non se si appartiene a una corrente. Sul resto, quando ci sono i processi, è giusto aspettare i processi, essere garantisti, aspettare che i processi vadano fino in fondo. Certo, il giustizialismo che abbiamo visto sui social in questi anni e per colpa della politica non aiuta, paradossalmente tra le tante notizie anche giudiziarie di oggi ce n'è una che lascia tante polemiche. Noi non seguiamo le polemiche, quelle legate al social media manager della Lega Morisi, che è sotto indagine per questioni legate alla droga, ma proprio perché siamo diversi da loro non restituiamo pan per focaccia dopo essere stati sui social massacrati dalla bestia, la macchina che Salvini aveva messo in campo contro di noi. Si vota per il sindaco, io lo dico ai cittadini, votate il sindaco migliore, quello che vi convince di più, non inseguite le questioni, diciamo, di appartenenza e di colore politico. C'è una scelta da fare sugli amministratori più bravi, sui sindaci più bravi. Bisogna rivedere il rapporto Stato-Regioni, lei ha scritto anche nel suo libro, questa è terra che chiede autonomia, c'è un referendum. Chiede autonomia ed è sacrosanto che abbia autonomia, ma dobbiamo metterci d'accordo su cosa significa autonomia. Se abbiamo uno Stato che non funziona, i soldi delle vostre tasse vanno a pagare il reddito di cittadinanza in Calabria, Campania o Sicilia, è questo che volete? Siccome siamo in un territorio che è comunque interconnesso, non pensate che l'autonomia sia uno slogan. Volete essere davvero per l'autonomia? Iniziamo a eliminare delle cose che non funzionano. Per esempio la Lega a Roma ha votato per il reddito di cittadinanza. Noi il reddito di cittadinanza come Italia Viva lo vogliamo eliminare, per dirne una. Però adesso lo vuole eliminare la Lega. Vabbè, la Lega va a periodi, Salvini diciamo va a giorni sì, giorni no. Salvini ce lo ricordiamo quando era comunista padano, adesso tutto Però è qui non tranne che c'è Salvini, comunista. qui c'è Zaia, linea dei governatori del nord, Giorgetti, insomma forse un'altra Lega. Questo bisognerebbe chiederlo a loro, perché non vorrei che fosse un facile giochino quello di dire che ci sono due leghe, una poliziotto buono e poliziotto cattivo. Sicuramente Luca Zaia, che è una persona con la quale abbiamo sempre collaborato in modo impeccabile dal punto di vista istituzionale, ha una sua forza, una sua capacità di consenso, un suo radicamento sul territorio, però il dato di fatto è che poi contano i fatti. La Lega sul reddito di cittadinanza ha votato a favore. È il momento di dare una svolta, di dare una bella scossa a questo Paese. Penso che la vicenda Draghi, che noi abbiamo voluto contro tutti, è una vicenda che potrà portare anche a qualche rimescolamento, però è prematuro parlarne. Ora lavoriamo sui vaccini. Una delle conseguenze dell'arrivo di Draghi è che finalmente ci stiamo vaccinando tutti. Tra le capriole che non capisco della Lega c'è questa battaglia contro il Green Pass. Noi siamo per il Green Pass, mi pare che su questo Zaia sia molto più serio di altri, e comunque il Green Pass sì, perché con il Green Pass si riparte, così come Europa sì. Quella parte di Lega che vorrebbe uscire dall'Europa avrebbe da dire: ma dove vuoi andare fuori dall'Europa? Un'ultima cosa, Draghi deve rimanere a Palazzo Chigi o può andare al Quirinale? Ne parliamo a febbraio.